12 in punto, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con Focus TG. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, anche oggi per tenervi compagnia, ma soprattutto per tenervi informati di quello che succede in Veneto con tanti collegamenti. Seguiremo una protesta dei portuali a Chioggia, poi ci sposteremo a Treviso, avremo collegamenti con Padova, con Vicenza, con Bassano. Il menù del giorno, visto che lo sapete, insomma, andiamo in onda a orario di pranzo, quindi insomma è quanto mai opportuno parlare di menù ricco anche oggi. Perché? Perché all'ordine del giorno ci sono sicuramente temi di stretta attualità. Oggi è il primo giorno di via libera per la fine dell'obbligo di indossare mascherine all'aperto, quindi faremo un giro nelle città del Veneto per capire anche come si stanno comportando i cittadini, se qualcuno preferisce comunque essere ancora prudente e mantenere il dispositivo di protezione individuale, altri invece immaginiamo tireranno un sospiro di sollievo. Tanta cronaca, tanta attualità, ripercorreremo, rivivremo il ricordo della giornata di ieri, la giornata del ricordo, quindi andremo a capire anche come l'anniversario delle foibe è stato celebrato in tutta la regione. Insomma, tanto di cui parlare: sport, curiosità, economia, sanità, con una pagina dedicata ad alcuni sviluppi importanti che direi anche clamorosi che ci sono stati nell'ULSS 7 Pedemontana. Ma come buona norma iniziamo il nostro Focus TG di oggi andando a vedere insieme il bollettino di Azienda Zero, bollettino che racconta, fotografa la situazione attuale dei contagi in Veneto. Ebbene, vi anticipo che si tratta di un bollettino straordinariamente positivo per tutti noi. Insomma, rispetto alle ultime 24 ore i contagi continuano a scendere, perché ieri eravamo sopra i 7.000, oggi il delta dei casi positivi fa segnare un più 6.223, quindi continuano a scendere diciamo i numeri dei nuovi contagi giorno dopo giorno. Questo sicuramente, lo ripetiamo, non deve farci abbassare la guardia, ma comunque deve farci guardare al presente e al futuro con un rinnovato ottimismo. Gli attualmente positivi in Veneto sono 120.575, ripetiamo, numeri in calo rispetto alla giornata di ieri, ma andiamo adesso a vedere un altro dato. Altri due dati fondamentali, importanti, sono quelli delle ospedalizzazioni e quello delle terapie intensive. Ebbene, qui arrivano i numeri più importanti della giornata. Guardate, nelle ultime 24 ore, questo è un record, meno 174 ricoveri in area non critica, quindi non parliamo di terapie intensive, parliamo dei ricoveri, diciamo, per Covid, che non hanno avuto però necessità chiaramente di accedere alla terapia intensiva. Meno 174, quindi 174 dimessi nell'arco delle ultime 24 ore. E un altro dato incoraggiante, importante, è quello delle terapie intensive, che è molto positivo, anche se ha un meno davanti, il meno 20 terapie intensive. Come vedete, numeri che ci permettono, insomma, di sorridere ancora di più oggi, insomma, che all'aperto possiamo non indossare la mascherina, quindi mostrare il nostro sorriso, la nostra soddisfazione, quel pizzico di serenità di cui tutti quanti effettivamente abbiamo bisogno. Purtroppo dobbiamo constatare e riportare la notizia di altri 21 decessi nelle ultime, appunto, 24 ore. Però
rientriamo in studio con la soddisfazione di aver visto, commentato insieme dati così importanti, così incoraggianti. Ebbene, dicevamo che uno dei temi portanti di questa edizione di Focus TG riguarda il primo giorno di libertà nel scegliere di indossare o non indossare all'aperto le mascherine. Siamo andati ieri a raccogliere un po' di voci, oggi ne raccoglieremo altre. Ieri eravamo a Padova, vediamo cosa hanno detto i padovani. Sarebbe consigliabile di tenerla ancora a portata di mano, nel senso se è una cosa un po' aperta, ecco che è un po' ammissibile di poterne via, perché comincia a dar fastidio questa roba qua, però se c'è un po' di assembramento conviene ancora tenerla su. Sono d'accordo perché sta arrivando il bel tempo e penso che vada anche bene per il momento, poi vediamo piano piano. A lei sta dando fastidio questa mascherina sempre indossata? Vabbè, tanto per gli occhiali che non vedo, solo per quella. E da domani cosa farà? D'accordo. Come farà? Se la terrà ancora? La terrò ancora. Spero che continuino a essere obbligatori in realtà, perché non mi sembra che siamo usciti ancora. Quindi lei continuerà a tenerla? Sì, sì, assolutamente sì. Paura di che cosa soprattutto? E di essere contagiati, perché comunque ogni giorno entro in contatto con persone a stretto contatto come adesso, quindi spero di evitare brutte sorprese. Lei l'ha preso, curiosità? Ancora no. Stiamo tutti quanti impegnandoci per mantenere atteggiamenti di sicurezza e cerchiamo di fare quello che ci viene detto e ci viene indicato. Personalmente girare sempre con l'FFP2 è impegnativo. Da domani, se ci sono situazioni dove non ho vicino a me persone a distanza di 3-4 metri, penso che l'abbasserò, ecco. Addio mascherine all'aperto dall'11 febbraio, anche se resta la magica parola assembramento che abbiamo imparato a conoscere e temere in questi 2 anni a fare da confine. Tra indecisi e fiduciosi c'è chi si affida alle profezie. Mi interesso di magia e anche sono collegata con Nostradamus, ha detto che ormai le cose stanno finendo, quindi anche le mascherine si potrebbero togliere all'aperto, certo non nei negozi. Comunque avere più il pensiero positivo che le cose stanno finendo. E allora vedo, siamo in tema, quindi continuiamo a parlare di mascherine all'aperto, quindi del fine dell'obbligo di indossare mascherine all'aperto e anche della situazione contagi con la nostra collega Valentina Visentin da Padova. Valentina, posso dire che è un piacere vedere finalmente il tuo sorriso libero insomma dalla mascherina. Ben trovata. Grazie, è vero, è un piacere perché insomma si respira un po' di normalità dopo tanti mesi in cui abbiamo portato giustamente la mascherina FFP2 per cercare di contenere i contagi che a Padova, lo ricordiamo, sono stati davvero tanti, è stata una delle province più colpite da questa quarta ondata del virus. Oggi comunque è una giornata in cui è finito l'obbligo della mascherina all'aperto. Io mi trovo lungo l'Iston, la via principale di Padova, non ci sono situazioni di assembramento come giustamente diceva la collega Chiara Gaiani nel suo servizio, e quindi la gente ha abbassato la mascherina, anche se come vedi, non so se puoi notare alle mie spalle, c'è ancora molta gente che la sta utilizzando. Che la indossa, sì. Che la indossa, sì, infatti abbiamo sentito un po' di persone che ci hanno detto effettivamente ci sentiamo ancora un po' più sicuri, ci dobbiamo adesso abituare a non usarla, ci siamo abituati fin troppo ad usarla, dobbiamo disabituarci. Esemplificativo, una signora che abbiamo intervistato fa: questa mattina mi sono messa il rossetto dopo tanti mesi, poi sono uscita, ho visto che c'erano ancora parecchie persone con la mascherina e quindi mi sono sentita anch'io di rimetterla, mi sentivo quasi fuori luogo senza mascherina, quindi questo dà insomma un po' il polso della situazione in cui c'è voglia di togliere la mascherina, ma poi ancora un po' sembra quasi di uscire senza scarpe. È un senso di responsabilità chiaramente, sì, che noi apprezziamo, insomma, ma diciamo è una scelta che interessa quale fascia d'età? È trasversale, quindi sia giovani che meno giovani che decidono insomma di portare ancora la mascherina per sentirsi più al sicuro, oppure c'è una fascia d'età che effettivamente non vedeva l'ora di sentirsi un po' più libera e ha deciso, diciamo, in maggioranza di appunto liberarsi della mascherina?
Guarda, è trasversale perché abbiamo visto giovani ovviamente senza mascherina, ma anche un gruppo di giovani responsabili che stavano facendo un capannello, erano in un gruppetto di 10-12 ragazze, tutte con la mascherina. Quindi insomma, poi invece abbiamo visto l'anziano contento di essersi tolto la mascherina e l'anziano invece che diceva no, io ancora me la tengo. Due colleghi di lavoro, pausa pranzo assieme, uno ha detto io ce l'ho perché ho freddo quindi mi protegge, e l'altro ha detto no, io non vedevo l'ora di toglierla questa mattina perché non ce la facevo più. Quindi insomma è trasversale, è un po'... Certo, hai detto bene tu, insomma bisogna riabituarci anche adesso alla facoltà, insomma, di indossarla o non indossarla. Poi diciamo ci troviamo anche in una via piena di negozi e ovviamente quando devi entrare in un negozio devi indossare la mascherina, quindi tante volte ce la si tiene per non doverla continuamente abbassare e rimettere, quindi insomma anche un po'... Aspetta Alex, mi sposto perché c'è, pur essendo io in zona pedonale, c'è un passaggio di mezzi commerciali. Ma questo è il bello della diretta. Quindi non vorrei... Salvaguardiamo la tua incolumità fisica. Valentina, prima di andare in pubblicità, ancora un minutino, situazione contagi, insomma la situazione relativa proprio all'epidemia a Padova, facci una piccola fotografia. Sì, assolutamente sì. Questo stop della mascherina all'aperto arriva in una giornata a Padova dove continuano a calare sensibilmente i numeri dei contagi, 1130 quelli di oggi. Insomma, sono numeri ancora alti, ma rispetto a quelli che ci eravamo, ahimè, abituati a dare a gennaio e dicembre sono molto più bassi. C'è un calo del 13% dell'occupazione dell'area medica in azienda ospedaliera e appena 7 ricoverati in terapia intensiva a Padova. Quindi sono dati. La pressione cala nei reparti, calano anche i contagi, quindi insomma la situazione è in miglioramento. Ci ha riferito il presidente dell'Ordine dei Medici Domenico Crisarà che insomma sembra che si stia esaurendo lo smaltimento dei contagi che si sono avuti con le feste natalizie, quindi con l'incontro dei parenti, con tante più occasioni di convivialità che si erano vissute a dicembre e che si stia smaltendo appunto questa catena di contagi. Molto bene, ringraziamo Valentina Visentin, ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie Valentina. Grazie a voi. Noi rientriamo in studio per lanciare la pubblicità, torneremo fra un minutino, continueremo a parlare di questo, continueremo a collegarci con i nostri colleghi sparsi in giro per il territorio, ma dobbiamo parlare del giorno del ricordo di ieri, delle celebrazioni che ci sono state, c'è un'importante pagina legata alla sanità, cronaca, attualità, insomma tanto di cui parlare fra 2 minuti. Focus TG, sono le 12:15, ci siamo lasciati salutando la nostra collega Valentina Visentin da Padova per parlarci di questo primo giorno di libertà nel indossare all'aperto in situazioni, chiaramente lo ricordiamo, dove non ci siano assembramenti o contesti particolari, insomma di pericolo, la libertà di indossare o non indossare la mascherina all'aperto, insomma quindi un piccolo passo importante sotto certi versi per il ritorno alla normalità. Abbiamo visto cosa è successo a Padova, come hanno risposto i padovani. Stamattina però la nostra collega Sharon Di Carlo è a Bassano, anche lei per raccogliere un po' di umori, un po' percepire che aria tira nella città del Ponte Vecchio. Sharon, buongiorno. Cosa dicono i bassanesi di questo primo giorno di ritorno un po' alla normalità, almeno per quello che riguarda insomma l'uso delle mascherine all'aperto? Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Come vedete anch'io sono senza mascherina perché da oggi non è più obbligatorio utilizzare la mascherina all'aperto, nonostante bisogna sempre averla con sé. Abbiamo fatto un po' di domande bassanesi, abbiamo chiesto cosa ne pensassero di questo nuovo inizio, però ci sono ancora tantissime persone che utilizzano la mascherina, tantissime Alex, veramente, cioè su 10 almeno 8 ancora utilizzano la mascherina all'aperto, perché ormai la mascherina è diventato un elemento quasi personale.
per ogni persona. Sono 2 anni che utilizziamo la mascherina, spesso anche fuori tante persone si sentono quasi nude senza mascherina, altri invece vogliono ancora utilizzarla per precauzione, quindi non tutti sono pronti a lasciare la mascherina in tasca quando sono nei luoghi all'aperto, Alex. E questo un po' ricalca quello che ci hanno raccontato anche da Padova, insomma, quindi forse effettivamente bisogna adesso abituarsi o riabituarsi a non indossare la mascherina, sempre mantenendo alto il livello di guardia e di prudenza. Oggi, Sharon, però è anche c'è anche un altro tema importante, quello della riapertura delle discoteche, insomma, che da oggi avranno appunto di nuovo il via libera. So che stamattina ti sei interfacciata, hai avuto modo di raccogliere la testimonianza proprio di un gestore di una discoteca del Bassanese. Sì, certo Alex, la situazione è questa, le discoteche riapriranno da questa sera, le discoteche al chiuso con il 50% di capienza, mentre quelle all'aperto con il 75%. Chiaramente siamo in una fase ancora di stagionalità invernale, quindi saranno chiaramente di più le discoteche che apriranno col 50% e sarà una ripartenza a metà. Questo è quello che dicono quelli che lavorano nel settore. All'interno della discoteca bisognerà indossare la mascherina nei luoghi comuni, tranne che sulle piste da ballo. E anche questo porterà confusione nella sicurezza, perché come si riuscirà a controllare questo? Abbiamo chiesto anche un po' di ragazzi facendo le box, chiedendo un po' di voci in giro, e sarà difficile capire come gestirsi con la mascherina all'interno dei locali. Sarà obbligatorio esibire invece il Super Green Pass per entrare all'interno delle discoteche. Anche qua ci sarà un investimento da parte appunto dei proprietari delle discoteche per il controllo, quindi il tema fondamentale è il controllo di queste normative e bisogna cercare di ripartire, Alex, in qualche maniera, perché è un settore che veramente ha sofferto tantissimo in questi 2 anni. Assolutamente, noi racconteremo questo, lo svilupperemo poi nel corso delle nostre edizioni dedicate all'informazione. Sharon, ti lascio al tuo lavoro, grazie per il tuo collegamento. Noi salutiamo la nostra collega Sharon Di Carlo da Bassano, rientriamo in studio perché, come vi dicevo, insomma, in attesa di tante altre notizie di attualità, di cronaca e altri collegamenti live in diretta, iniziamo a ripercorrere le celebrazioni per il giorno del ricordo che si è appunto celebrato ieri. Furono più di 8.000 i profughi che dalla metà degli anni 40 arrivarono a Venezia dall'Istria, dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia. Ieri la cerimonia in memoria delle vittime delle foibe. Iniziamo con le immagini che raccontano quello che è stato, insomma, un momento molto toccante a Marghera. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale furono migliaia i profughi dell'esodo giuliano-dalmata che arrivarono a Venezia. Un esodo reso drammatico dalle migliaia di morti dell'eccidio delle foibe. Una storia dolorosa che dal 2005 viene commemorata ogni anno il 10 febbraio, anniversario della firma di quel trattato di Parigi che nel 1947 stabilì il passaggio di una parte d'Italia alla Jugoslavia. Sono stati fatti grandi passi avanti. Da un sondaggio di qualche giorno fa, il 51% delle persone alla domanda che cos'è il giorno del ricordo hanno detto che lo conoscevano, che lo sapevano. Il 34% ha detto che lo sapeva vagamente e il 15% che non lo sapeva. Se noi vediamo la situazione solo rispetto a 10 anni fa, c'è stato un passo avanti enorme, indubbiamente, però c'è ancora tantissimo da fare. In piazza Martiri delle Foibe, a Marghera, la cerimonia di deposizione della corona d'alloro sul monumento in onore delle vittime degli esuli dell'Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia. Dopodiché protagonisti sono stati alcuni alunni dell'Istituto Comprensivo Grimani di Marghera che hanno letto delle poesie dedicate al giorno del ricordo. Quest'anno ci siamo appunto mossi per creare un gruppo di lavoro che appunto apportasse dei nomi e dei numeri per unirci appunto e ritrovarci qui oggi. È una collaborazione dove noi ci sentiamo molto uniti, siamo molto contenti di averla fatta e niente, speriamo che questa collaborazione continui. Per gli studenti più grandi, al Teatro del Parco alla Bissuola, la presentazione dello spettacolo Passi, che racconta la storia dell'esule olimpionico Abdon Pamić. Il Comune di Venezia celebra il giorno del ricordo
ricordo con decine di iniziative lungo un mese di eventi. Noi oggi abbiamo un dovere morale e anche civile di raccontare questa storia, di conoscerla e di rinvigorire le nostre coscienze, per fare in modo, lo ricordiamo, per mantenere vivo il ricordo, la memoria di questi fatti e anche per far sì che quanto accaduto non abbia modo di ripetersi. E noi proseguiamo, restiamo nel veneziano perché insomma alla manifestazione per il giorno del ricordo hanno partecipato tante persone che vissero in prima persona quel dramma. Vediamo. Ci hanno prelevato da casa il fratello, il più vecchio fratello, aveva 16 anni, molto probabile dentro qualche foiba è andato a finire, perché una zia di Trieste ci ha raccontato che appunto l'ha visto dentro un camion con altri giovani che pensavano che li portassero a lavorare, invece dopo il camion è tornato vuoto indietro. Carlo oggi ha più di 90 anni, ne aveva 16 quando assieme alla famiglia lasciò Zara col dramma di un fratello ucciso assieme ad altre migliaia nell'eccidio delle foibe. In occasione del giorno del ricordo a Marghera porta la bandiera della sua città accanto a Giuseppe, che mostra quella di Fiume, la città che lasciò quando aveva 1 anno e mezzo. La mamma e il papà erano molto tristi e dispiaciuti e sono morti di crepacuore andando via da Fiume. Nel 1947 il Trattato di Parigi stabilì il passaggio delle province del Carnaro, di Zara, di gran parte dell'Istria e della maggior parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia, provocando l'esodo di almeno 300.000 profughi. Più di 8.500 arrivarono nel veneziano. Nel comune si concentrarono soprattutto in 2 aree residenziali, a San Pietro di Castello e a Marghera. Qua in Piazzale Concordia sì, era una bella comunità perché ci sono 2 palazzi che sono stati costruiti apposta per noi e lì c'erano quasi tutti fiumani che ci abitavano. In un mondo uscito dalla guerra spaccato in 2 blocchi militari ed ideologici, la radicalizzazione politica poteva portare ad un andamento alterno dell'accoglienza. La parola fascista era sempre... Anche a me la davano alla fine, quando dopo il lavoro qua i colleghi chiedevano se è venuto in Italia a portarci via il posto di lavoro e le case, tutto. Perché in generale uno quando va via dal bianco è nero, se va via dal nero è bianco. Celebrazioni anche a Padova, di fronte al municipio. Il presidente dell'associazione Venezia Giulia e Dalmazia chiede sia restituita la piena verità sulle vicende senza più filtri. Vediamo. Bandiera a mezz'asta davanti al municipio di Padova. La solenne cerimonia, statica nel rispetto del dettato Covid, è ricca di calda partecipazione. Ci sono le autorità cittadine, ci sono tante persone, ci sono i nipoti e i figli di chi 75 anni fa lasciò da italiano la sua terra in quello che era chiamato il Golfo di Venezia. Tiri la porta e delle chiavi non sai che fare, pronuncia Andrea Todeschini Premuda, giovane presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che nel ricordo del sacrificio di bambini, donne e uomini con Angelo Adam, ebreo fiumano, sfuggito al campo di concentramento ma non ai partigiani titini, chiede sia ripristinata la verità. Le vittime erano tali non perché fasciste o non fasciste, ma perché erano italiane, perché si opponevano a quello che era il disegno, l'espansionismo del comunismo slavo di Tito. Questo era il motivo, non era un'etichetta politica o un motivo ideologico. Le etichette politiche sono ormai sbagliate e non consentono di comprendere, a mio modo di vedere, con esattezza e profondità gli accadimenti che si sono verificati. Dal 2004, per decisione del Parlamento, l'Italia ricorda un compito, un dovere perché simili fatti non accadano mai più. Queste cose non possono più capitare, ma non possono più capitare se agli studenti e ai ragazzi ricordiamo queste cose. Voi vedete, è una cerimonia molto partecipata da Padova, molto sentita, perché veramente 75 anni fa è successa una tragedia, solo perché gli italiani volevano continuare con la loro storia, la loro lingua, le loro case, inaccettabile.
Ci prendiamo adesso una piccola pausa, torneremo con tanti fatti di cronaca, di attualità, con un incendio che è costato la vita a un'anziana a Bassano del Grappa, con tante altre notizie fra 2 minuti qui a Focus TG. E continuiamo a parlare della giornata del giorno del ricordo. Fra poco ci collegheremo con Bassano del Grappa per un tragico fatto di cronaca che è costato la vita a una donna, un incendio proprio a Bassano, notizia di pochi minuti fa. Saremo collegati sul posto. Intanto, come vi dicevo, chiudiamo la parentesi legata al rivivere le emozioni toccanti della giornata di ieri. Ci spostiamo a Marostica, vediamo come si è celebrato il giorno del ricordo nella città degli scacchi. Onori ai caduti delle foibe. Evviva la testimonianza della signora Edda Rocco, la nostra concittadina, figlia e nipote delle vittime delle foibe. A me si stringe il cuore e penso ancora a mio padre, che è stato bruciato vivo perché italiano, come questi martiri che sono morti solo perché erano italiani e non sono stati riconosciuti. Oggi è il 10° anno che veniamo qua, 10 anni, ma allora non si conosceva niente e anche adesso nei libri c'è poco niente. Siamo qua davanti, diciamo ancora grazie a coloro che si sono immolati, che sono morti, che sono martirizzati, a coloro che hanno lasciato tutti i loro beni, le loro case e sono andati lontano, in America, in Australia, dappertutto, perché erano 350.000 persone che hanno lasciato l'Istria e i loro beni per lasciare il posto agli slavi di Tito. Io ricordo sempre, ma non perdonerò mai quello che hanno fatto, mai. E adesso ci spostiamo a Chioggia, dove c'è la nostra collega Chiara Gaiani per una giornata importante, una manifestazione importante di protesta. Direttamente proprio vedo la nostra collega proprio al porto di Chioggia, almeno vicino a una barca, un peschereccio. Ben trovata Chiara, quali notizie ci porti? Raccontaci insomma cosa sta succedendo. Buongiorno Alex e buongiorno a tutti i telespettatori. Ho tolto la mascherina perché finalmente oggi, essendo abbastanza lontana, insomma, riesco a fare il collegamento senza la mascherina. Ci troviamo esattamente al mercato ittico di Chioggia, dove a mezzogiorno esatto sono suonati tutti le sirene dei pescherecci, i clacson dei vari mezzi di trasporto, le trombette, quelle classiche da stadio, insomma è suonato di tutto. È stato un momento anche particolarmente emozionante perché i pescatori hanno dato vita a questa manifestazione spontanea contro il caro gasolio. Pensate, è aumentato del 60% il prezzo, lo stiamo raccontando, per quanto riguarda l'energia, per quanto riguarda il gas del riscaldamento, anche il gasolio ha subito un'impennata e solo per mettere in moto un peschereccio come uno di quelli che vedete alle mie spalle servono dai 2 ai 3.000 euro. Ecco, questo è il mercato ittico più importante della regione, ma la marineria di Chioggia è la più importante d'Italia con i suoi circa 250-260 pescherecci. Si sono dati appuntamento qui i pescatori che stavano rientrando dalla settimana di pesca proprio per far sentire la loro protesta, una protesta che è stata ovviamente raccolta dalle autorità del mercato ittico, ma erano presenti anche il sindaco di Chioggia Mauro Armelao e il consigliere regionale Montana Ariello, una protesta che è andata in onda tra virgolette in contemporanea
con Mazara del Vallo, con Porto Garibaldi, anche con la città di Genova. Non solo il problema del caro gasolio, sul piatto c'è anche il problema del fermo pesca. I pescatori chiedono all'Europa, e il sindaco ci ha raccontato che appena i contagi scendono è pronto a calare su Bruxelles, perché dal fermo pesca estivo si passi non dal contare giornate ma dal contare le ore, una cosa che sarebbe molto utile per questo settore. Poi c'è il problema del Mose: quando viene alzato per proteggere la città dall'invasione dell'acqua alta, i pescatori non possono né entrare né uscire dal porto. Quindi queste sono le cose sul piatto. Ti do solo dei numeri molto velocemente: circa 8.000 aziende, perché di fatto che oggi alla pesca sono quasi sinonimi. È una città che vive di pesca, con tutto l'indotto. Alla pesca è legato anche il turismo. La città si candida a diventare capitale della cultura per il 2024. La pesca è il suo settore più importante. Assolutamente. Noi ringraziamo allora la nostra collega Chiara Gaiani da Chioggia, che ci ha fornito uno spaccato importante di cronaca che noi poi andremo chiaramente ad approfondire. Torniamo in studio per chiudere il cerchio, insomma il libro del ricordo, senza mai però dimenticare quello che è successo, andando a rivivere insieme le commemorazioni a Treviso, insomma commemorazioni della giornata di ieri, in modo tale che abbiamo coperto insomma uno specchio geografico insomma di tutta la nostra regione, proprio per rendere omaggio e per ricordare una pagina drammatica della nostra storia. Vediamo le commemorazioni a Treviso. I miei genitori sono venuti via dopo la guerra nel 1947, quando abbiamo perso tutto, e pertanto ho avuto una fortuna enorme che i miei genitori, avendo un'impresa, hanno potuto portare via macchinari eccetera e ricominciare a Treviso. Una vita a Treviso, ma Pola nel cuore. Nella giornata del ricordo, tra gli esuli istriano-giuliano-dalmati della Marca, riaffiorano le memorie di chi nel 1947 ha dovuto lasciare tutto, ma almeno ha salvato la vita scampando ai massacri delle foibe. A Treviso la reintitolazione di una laterale di via Santa Bonanuova a Norma Cossetto, studentessa universitaria istriana gettata in una foiba nel 1943. Poi la cerimonia commemorativa di fronte alla lapide degli esuli della chiesa votiva. Oggi ricordiamo e onoriamo le persone vittime della follia titina, delle purghe staliniane, di una pulizia etnica che ha interessato i nostri connazionali in Venezia, Giulia, Dalmazia e Istria. E quindi dicevo, ancora oggi bisogna farlo, perché soltanto con la conoscenza di quanto avvenne possiamo prevenire mali che non vorremmo mai più rivedere. Per chi ha vissuto quel dramma, nonostante i tanti anni passati, il ricordo della terra natia è sempre vivo e presente. Anche la scala che va su nella sala di 300 è pietra istriana, quindi l'Istria è veramente una terra ricca di immagini che purtroppo non abbiamo più. E per tutti il desiderio più grande è che non si perda la storia di quanto accaduto. Noi siamo della prima generazione, ma ormai siamo in via di estinzione. Però il ricordo e la verità storica, quello ci terrei che rimanesse. E adesso, come vi dicevo, siamo pronti per collegarci fra pochi secondi con Bassano del Grappa per una notizia drammatica che ha scosso chiaramente la comunità e che insomma è costata la vita a una donna. Leggiamo insieme proprio le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano dall'ANSA. Noi comunque siamo sul posto per insomma raccontarvi tutto con la nostra collega Erinda Chitezza. È una donna e di un uomo gravemente ustionato, una donna morta, il bilancio provvisorio di un incendio scoppiato
poche ore fa. Poco fa a Bassano del Grappa, in un'abitazione, la donna disabile e allettata è stata soccorsa immediatamente, insomma tempestivamente, dai vigili del fuoco, ma è morta poco dopo il ricovero in ospedale. Come dicevamo, una notizia drammatica di cronaca, ci racconta tutti i dettagli dal posto Erinda Chitezza. Sì, buongiorno Alex, hai detto bene, c'è stato questa mattina alle 9:30 un incendio qui in via Magnasco, potete vedere alle mie spalle ci sono le case, gli appartamenti dove è successo il fattaccio questa mattina alle 9:30 e stai facendo vedere le immagini di questa mattina che sono intervenuti i vigili del fuoco. Via Magnasco, una coppia, lui del 44 e lei del 40, quindi ottantenni, e si pensa ancora alle dinamiche, comunque ci sono ancora gli accertamenti da fare in corso da parte appunto delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco. Però si pensa che la coppia avesse una stufa, una piccola stufetta in legno in camera, questa abbia preso fuoco e loro non si sono accorti appunto delle fiamme, hanno perso coscienza, l'uomo e la donna, l'uomo è stato portato subito d'emergenza al vicino appunto in ospedale ed è ancora in prognosi riservata, invece per la donna dove è stata sottoposta a rianimazione dai vigili del fuoco e dagli operatori del SUEM del 118, ma non c'è stata speranza ed è deceduta sul luogo. Ecco appunto questa è un po' la dinamica, a dare la notizia è stata la vicina, perché si tratta di 3 appartamenti, è stata la vicina che ha subito chiamato il figlio della coppia che non vive nello stabile, che è subito sopraggiunto, è stato lui a spalancare la porta e a chiamare i soccorsi che sono intervenuti prontamente. Attualmente si trovano ancora qui, siamo nel luogo, ci sono ancora i vigili del fuoco e la polizia locale che stanno operando e stanno cercando di ricostruire la dinamica, ma questo al momento è la situazione praticamente. Questa è la situazione, sì. Chiaramente accertamenti in corso, Erinda, lo ripetiamo, questo incendio è costato la vita a una donna disabile e allettata che è stata immediatamente, come ci hai raccontato, soccorsa dai vigili del fuoco, poi purtroppo deceduta in ospedale. Invece un uomo gravemente ustionato, insomma, è ancora, come ci hai detto, in prognosi riservata. Tu sei sul posto, seguiremo chiaramente da vicino tutti gli sviluppi. Chiedici la linea immediatamente qualora, insomma, ci fossero altre novità, Erinda. Noi siamo in diretta, lo ricordiamo, fino alle 13:30. Grazie a Erinda Chitezza per il suo collegamento. Noi adesso rientriamo in studio per lanciare la pubblicità e poi ci rivediamo per la seconda parte del nostro Focus TG. Focus TG, siamo in diretta, sono le 12:45, avete visto ci siamo lasciati con un collegamento live sul luogo di un incendio che è costato la vita a una donna a Bassano del Grappa, un uomo gravemente ustionato e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale al San Bassiano. Prima ci siamo spostati a Chioggia per, insomma, la protesta dei pescatori direttamente nel luogo, insomma, dove si sta consumando questa manifestazione, questa protesta, con la nostra collega Chiara Gaiani. Prima ancora abbiamo parlato del giorno di libertà per chi sceglie di non indossare più la mascherina all'aperto, chiaramente in contesti dove non si verifichino assembramenti o situazioni di potenziale pericolo. Adesso, in questa seconda parte di Focus TG, tante altre notizie. Rivedremo insieme fra poco anche il bollettino che ci ha fornito Azienda Zero, una fotografia molto incoraggiante della situazione contagi in Veneto.
calano i contagi, calano drasticamente i ricoveri in area non critica, calano anche le terapie intensive, ma adesso per introdurre proprio la pagina dedicata alla sanità ci spostiamo nell'ULSS 7 a Bassano del Grappa per una notizia che ieri ha scosso profondamente l'opinione pubblica e non solo. 11 milioni di euro di debiti. Il Tribunale di Treviso ha avviato un procedimento di liquidazione del patrimonio nei confronti del direttore generale dell'ULSS 7, Carlo Bramezza. Riassumiamo il tutto, vi spieghiamo che cosa è successo in questo servizio. Il direttore generale dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, è oggetto di un procedimento di liquidazione del patrimonio disposto dalla sezione fallimentare del Tribunale di Treviso con atto numero 31 del 2021. In altre parole, l'attuale persona alla guida dell'ULSS 7 non è stata in grado di far fronte ai debiti maturati e non si tratta di pochi spiccioli. Il debito complessivo accumulato da Carlo Bramezza ammonta a 10.969.493 euro. Un buco, anzi un cratere di enormi proporzioni. Bramezza si era reso garante per queste cifre in quanto socio di alcune società che avevano come oggetto, tra l'altro, l'appalto, la costruzione, la lottizzazione, la ristrutturazione e l'amministrazione di immobili pubblici e privati. Investimenti che sono andati a finire male, molto male. Il giudice ha quindi dato il via al procedimento di liquidazione del patrimonio. Ecco che Carlo Bramezza, su ordine del Tribunale, ha dovuto mettere a disposizione tutti i propri beni per far fronte a quel cratere di debiti scavato da una gestione di affari e investimenti fallimentari. Il Tribunale ha quindi stabilito che a Bramezza venisse pignorato 1/5 dello stipendio, lasciandogli per il momento l'automobile e la casa. E proprio guardando quanto profondo è il cratere scavato, appesantito da quasi 11 milioni di euro di debiti, e ricordando le tante domande che i cittadini e gli utenti dell'ULSS 7 si sono fatti in questi mesi di gestione dell'ospedale, nasce spontanea una riflessione in più sull'opportunità di affidare il futuro dell'ULSS 7 a chi si trovi in questa situazione. Una notizia che, come capirete, ha creato un grosso vespaio di domande, di dubbi e che ha scosso in maniera profonda l'opinione pubblica. Sicuramente ci saranno sviluppi che noi seguiremo e che vi racconteremo passo dopo passo. Adesso però, come vi dicevo, parliamo del bollettino che ci ha fornito Azienda Zero, un bollettino che ci strappa più di qualche sorriso, anche perché siamo ancora tutti scossi dal dramma dell'incendio a Bassano del Grappa, come vi dicevo, che è costato la vita a una donna. Quindi cerchiamo un attimo di andiamo alla ricerca di qualche notizia appunto positiva nel senso buono della parola. Guardando il bollettino ci accorgiamo che anche oggi il delta dei casi positivi in Veneto è in calo, un calo sensibile. Ricordate che a gennaio si viaggiava su oltre 20.000 nuovi casi positivi al giorno. Adesso i numeri dicono che da ieri a oggi i nuovi positivi in Veneto sono 6.223, numeri in costante calo che comunque portano il numero degli attualmente positivi in Veneto a quota 120.575, ma attenzione, i numeri più importanti sono questi, sono quelli che riguardano le ospedalizzazioni e le terapie intensive. Ebbene, guardate, questa è una delle poche volte in cui abbiamo assistito proprio a un numero a 3 cifre alla fine di questa colonna, meno 174 ricoveri in area non critica. Sicuramente questo è un numero
che fa tirare un sospiro di sollievo anche in virtù del ritorno, insomma, in zona bianca del Veneto, meno 20 terapie intensive. Quindi passi in avanti verso quel ritorno alla normalità che tutti noi ci auguriamo possa arrivare il prima possibile. È sempre difficile, è sempre triste e assolutamente non è retorica, insomma, nel dirlo, constatare e darvi comunicazione di 21 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Questo era il bollettino di Azienda Zero, il report per andare a capire come si evolve l'epidemia nella nostra regione. Adesso continuiamo a parlare di sanità, ci spostiamo nel veneziano perché sono state trovate molte irregolarità nel corso dei controlli da parte dei NAS in farmacie e centri prelievi. Vediamo. Ha coinvolto anche alcune farmacie e centri prelievi veneziani la vasta campagna di accertamenti svolta nelle ultime settimane dai carabinieri del NAS, il nucleo per la tutela della salute. Le verifiche nel mese di gennaio sulla corretta esecuzione dei tamponi nei vari punti di prelievo hanno permesso di rilevare scorrettezze e comportamenti illeciti. Utenti che si presentavano con la tessera sanitaria di qualcun altro, uso di tamponi e kit non regolari, irregolarità nella registrazione sulla piattaforma sanitaria informatica, ma anche l'impiego di figure professionali inadeguate o prive di Green Pass e infine ambienti non idonei. In provincia di Venezia sono state multate 4 farmacie e per una di queste, a Olmo di Martellago, anche la sospensione del servizio. La richiesta era arrivata nelle scorse settimane dall'Ulstre, che aveva segnalato presunte anomalie nella registrazione dei casi di positività. Altre irregolarità sono state riscontrate al drive-thru dell'aeroporto di Venezia, dove secondo i NAS mancava la richiesta di autorizzazione al comune e all'azienda sanitaria. Si chiama Io non mi gioco ed è la campagna promossa dall'ULSS 8 per contrastare il gioco d'azzardo. Vediamo. Per tutto il mese di febbraio l'ULSS 8 combatte il gioco d'azzardo con una campagna di informazione e prevenzione. Sono almeno 33.000 i giocatori patologici in Veneto, il 90% non chiede aiuto. I numeri sono cresciuti con la pandemia, facile cascarci anche solo usando il telefono cellulare. Attualmente sono 148 i giocatori che si sono rivolti all'ULSS 8 Berica, la fascia di età più a rischio tra i 50 e i 64 anni. In crescita i dati sui giovani. 2 messaggi: ci siamo ad affrontare questo tema e abbiamo bisogno della collaborazione di tutti gli interlocutori che sono presenti nel nostro territorio, quindi i comuni, le associazioni e tutti coloro che hanno anche l'obiettivo di avere una società sana. Saranno attivati sportelli di consulenza a Noventa Vicentina, Nanto, Orgiano, Grisignano e un camper attrezzato sarà presente ad esempio il giovedì al mercato di Piazza Biade a Vicenza e la domenica quello di Camisano Vicentino. Lezioni poi nelle varie sedi dell'Università della Terza Età, nella rete delle biblioteche vicentine, incontri con i genitori a Recoaro e Grisignano, striscioni stradali in ingresso a Vicenza, locandine in locali pubblici e sugli autobus. Sta creando problemi anche in vista del futuro, nel senso che molte famiglie rischiano di non avere poi la possibilità proprio di far crescere i propri figli perché hanno speso tutto. L'obiettivo è guadagnare la dignità. Spesso riusciamo a portarli a smettere di giocare, spesso riusciamo ad accompagnarli a riavere un rapporto familiare soddisfacente. Sembra, come dire, un'attività innocua, piacevole, ma che in realtà in alcuni casi si trasforma in una vera e propria dipendenza. Al servizio si possono rivolgere in forma anonima gli amici, i familiari, i vicini o i datori di lavoro delle persone a rischio. E a rischio c'è il presente finanziario della persona, ma anche il futuro di figli e nipoti. Quasi impossibile tornare al livello economico precedente, ma almeno, appoggiandosi all'aiuto dell'ULSS, si può abbassare la tensione in famiglia e tornare a una vita dignitosa. Ancora cronaca che si lega in questo caso anche al mondo dello sport, perché? Perché è comparso ieri un cartello sul lungomare delle Stelle, siamo a Jesolo, che insultava pesantemente Federica Pellegrini, la nota campionessa di nuoto. Ebbene, da parte di tutta la comunità sportiva e civile, politica e quant'altro, insomma, è arrivata una
ferma e forte condanna di un gesto davvero scriteriato. Vediamo. Una scritta sgradevole e offensiva, un cartello realizzato ad hoc contro Federica Pellegrini e non uno qualsiasi, ma il tipico cartello dedicato ai personaggi famosi sul lungomare delle Stelle a Jesolo. Chi stamane è passato di lì non ha potuto fare a meno di notarlo, solo che al posto della tradizionale intitolazione si leggevano ingiurie nei confronti della campionessa. La polizia sta procedendo d'ufficio, visionando le telecamere di sorveglianza per risalire agli autori, che con tutta probabilità si saranno anche rivolti a qualcuno di esperto per realizzare il cartello, che nel frattempo è stato sequestrato, dando il via a un'indagine a carico di ignoti per danneggiamento aggravato. Un gesto condannato da più parti, il governatore Zaia in primis. L'inciviltà non risparmia nessuno, ha commentato, nemmeno una campionessa dello sport e della vita alla quale rivolgo la mia totale solidarietà. È un gesto bruttissimo, ha aggiunto, oltre che un reato che va affrontato con rigore e stigmatizzato con forza, ha concluso. Presa di posizione anche del sindaco Zoggia e Federconsorzi Arenili. Solidarietà nei confronti di Federica Pellegrini, che oltre che ad essere una grandissima atleta è anche una nostra quasi concittadina, avendo casa qui a Jesolo ed essendo una delle nostre ospiti fin da piccola, quindi siamo rammaricati per questa situazione che si è creata. All'origine del gesto potrebbe anche esserci qualche Novax arrabbiato con la nuotatrice per il suo recente spot realizzato con la Regione Veneto, in cui invitava chi non l'avesse ancora fatto a effettuare la terza dose. Non è la prima volta però che la campionessa di Spinea viene insultata, purtroppo, come accade sempre più spesso nei confronti di personaggi noti. Nel 2019 provocò reazioni con commenti sgradevoli per aver postato nel suo profilo social un nuovo look con i capelli rosa. E adesso parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza, ci spostiamo nel Vicentino, sequestrate, pensate, oltre 10.000 cover per i telefoni cellulari. Oltre 10.000 cover per gli smartphone sequestrate e una sanzione per il legale rappresentante della società che potrà arrivare anche fino a 26.000 euro. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Thiene che ha tolto dal commercio 10.120 prodotti non conformi alla normativa. In particolare si tratta di cover per telefoni cellulari sprovviste di qualunque indicazione, in vendita in un negozio di Thiene gestito da una società con sede a Roma, prive di qualunque etichetta e quindi in violazione del cosiddetto codice del consumo, che prevede indicazioni in lingua italiana con i componenti, gli eventuali allergeni, il produttore, l'importatore e l'origine. Un'operazione questa che ha come fine la tutela dei consumatori e dei commercianti onesti per una concorrenza leale e un mercato equilibrato. Allora, dopo la pubblicità che stiamo per lanciare, torneremo per la mezz'ora finale di Focus TG, che sapete essere contraddistinta da una raffica di notizie, tanti collegamenti, tante cose di cui parlare, spazieremo un po' da un argomento all'altro, quindi vi aspetto fra 2 minuti qui con noi. A dopo. (13:02), siamo in diretta e lo saremo fino alle 13:30 con Focus TG, la nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione del Veneto e dal Veneto. E allora parliamo proprio di informazione, perché il servizio di informazione di Media Nord-Est fa segnare numeri da record nel 2021 per il nostro network, che si conferma il gruppo leader nel Nord-Est per quello che riguarda gli ascolti. Vediamo. Il 55% dei telespettatori di tutte le emittenti locali del Veneto ha scelto Media Nord-Est. È accaduto ancora per un nuovo record nel 2021. Il nostro gruppo, leader a Nord-Est, ha consolidato i numeri del 2020 e ha segnato nuovi traguardi. Almeno un telespettatore su 2, infatti, si è sintonizzato su Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, le televisioni del gruppo. E così nel 2021 l'Auditel certifica che il 55% dell'ascolto medio di tutte le emittenti è concentrato
concentrato sulle reti Media Nord-Est. Ogni giorno quasi 1 milione di persone ha scelto le 3 televisioni del gruppo, tanto che Antenna 3 e Rete Veneta nel 2021 si sono confermate la prima e la seconda televisione locale in Veneto per ascolto medio, con numeri che hanno superato nella fascia 12,30, 13,30 emittenti nazionali come Rete 4 e la 7. Un seguito crescente che ci sprona a proseguire nell'impegno quotidiano di informare i telespettatori con serietà, di andare tra la gente a raccogliere storie e testimonianze, di raccontare il Veneto e le sue trasformazioni. Un legame con il territorio e la sua gente è riconosciuto anche dall'assegnazione a Media Nord-Est di importanti riconoscimenti per il servizio pubblico svolto, come il Gran Premio Internazionale di Venezia e il Totila d'Oro della città di Treviso, ma anche il premio al lavoro conferito dalla Camera di Commercio. E da marzo l'informazione di Media Nord-Est troverà una nuova collocazione sul telecomando, Antenna 3 sul canale 10, Rete Veneta sul 14 e Telenord-Est sul 18. Rientriamo in studio, ma ci spostiamo subito. Come sapete, vi ho detto che insomma la parte finale del nostro Focus TG è molto dinamica. Ci spostiamo però adesso a Vicenza dalla nostra collega Luisa Bertini, che so che ha seguito i funerali di Nicola Menduni. Luisa, a te la linea, raccontaci tutto. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Si sono appena conclusi i funerali dell'imprenditore Nicola Menduni, che si sono svolti in Duomo. Il patron delle acciaierie Valbruna, che si è spento all'età di 103 anni lunedì, un industriale d'altri tempi, così è stato ricordato dalle varie autorità che erano presenti, tra cui anche il ministro Luciano Lamorgese e il ministro Erika Stefani. Poi c'era il presidente della regione Veneto Luca Zaia, il prefetto Pietro Signorello e tutte le altre autorità civili e militari cittadine. È stato ricordato come un esempio di industriale di altri tempi, brillante nella conduzione imprenditoriale e anche generoso, anche per aver dato una concreta risposta occupazionale proprio grazie alla sua attività di imprenditore. Ne è stato ricordato anche il grande altruismo, ricordo l'impegno nella Fondazione San Bortolo a sostegno dell'ospedale cittadino a favore dei malati e degli operatori sociosanitari. Commovente il ricordo anche di uno dei figli che l'ha ricordato dicendo: amava il passato, viveva nel presente e guardava al futuro proprio per le sue capacità imprenditoriali e per la sua lungimiranza. La cerimonia è stata presieduta dal vescovo, Monsignor Beniamino Pizziol, che ne ha ricordato anche lui l'amicizia, la generosità e la fede, il dinamismo, la lungimiranza, e poi l'ha accompagnato con una metafora dicendo che l'acciaio in qualche modo lo rappresenta per la sua forza e nella sua capacità di essere duttile e così di piegarsi alle necessità anche guardando al prossimo e guardando agli altri. Ecco, grazie. La chiesa era gremita. No, finisci pure Luisa. La chiesa era gremita anche di tanti suoi collaboratori, dei dipendenti della sua azienda, che ci hanno anche rilasciato delle interviste e dei ricordi molto commoventi che poi ritroveremo all'interno del nostro TG stasera. E allora noi ringraziamo Luisa Bertini per il suo collegamento da Vicenza. Buon lavoro Luisa, noi rientriamo in studio, continuiamo a parlare di cronaca, ci spostiamo però nel Trevigiano, derubato in pochi minuti dell'attrezzatura fotografica di una vita. Pensate, è accaduto l'altro giorno al pomeriggio di pomeriggio nel parcheggio del Tigotà. La vittima è il noto fotografo trevigiano Domenico Pezzato. Il materiale mi hanno lasciato in cavalletto, quello che è rimasto perché era ingombrante. In pochi minuti hanno portato via Domenico Pezzato, noto fotografo trevigiano al lavoro per realizzare la sua ultima mostra, non solo 40 kg di attrezzatura fotografica, ma un patrimonio coltivato in 30 anni di vita, macchine, cavalletti, obiettivi con i quali ha fermato istanti e ritratto la natura come fosse un essere umano. Così come piace fare a lui, fotografia rigorosamente analogica. 2 macchine fotografiche di grande formato, Sinar P, forse 8 obiettivi per il grande formato
tutto il materiale esposimetro, tutto il materiale che serve per fare fotografie, compresi gli sassi con alcune pellicole già impressionate. Una passione anche costosa, coltivata qui nei laboratori dove Domenico segue dal primo scatto fino allo sviluppo della foto. Il furto alle 5 del pomeriggio al termine di una giornata lungo la Postumia. Il parcheggio del negozio di Tigotà dove si ferma Viale Luzzati, l'ultima sosta prima di tornare a casa. I 3-4 minuti. Io mi sono fermato al negozio perché avevo bisogno. Ho parcheggiato, sono volato dentro, ho chiesto, mi hanno servito e sono uscito. Insegnante di religione, di professione fotografo per passione. L'ultima mostra realizzata a Cabressa con scatti realizzati sul Montello. Quella a cui stava lavorando, una raccolta di contatti tra oratori e luoghi sacri della Marca. Di tutta l'attrezzatura è rimasto questo, nella speranza che qualcuno abbia visto o sappia qualcosa e possa aiutarlo a ritrovare la sua attrezzatura. È un materiale che non viene più prodotto perché è obsoleto secondo la tecnologia ultima fotografica e quindi ha un valore relativamente basso. E si avvicina il fischio d'inizio, parliamo di sport, parliamo di calcio dilettantistico per i campionati regionali dalla promozione in giù, comprese tante squadre dei settori giovanili che ritornano a giocare a calcio, a riempire gli stadi e a correre sui campi da calcio in questo weekend. Un weekend che comunque per molte società sarà un weekend di protesta, non mancano iniziative che insomma, vogliono far sentire la voce dei club contro le decisioni del governo e della federazione di impedire la pratica sportiva, di impedire la possibilità di giocare a calcio agli under 12 sprovvisti di Green Pass rafforzato. Vediamo. Ripartono i campionati di interesse regionale e si rivedono in campo anche i giovani calciatori. Questo weekend si assisterà al fischio d'inizio delle gare dalla promozione in giù e, come detto, lo start anche per juniores, allievi e giovanissimi. Con i contagi in calo, la situazione legata al calcio dilettantistico è in miglioramento, anche se non mancano difficoltà e polemiche circoscritte all'obbligo di Green Pass rafforzato per gli under 12. Al momento nel Bassanese non si segnalano casi di società sportive costrette o intenzionate a ritirare qualche squadra giovanile. La campagna di vaccinazione, anche fra i più giovani che praticano sport, fa segnare numeri in aumento. Resta tuttavia aperta la questione etico-morale. È giusto tener fermi i baby calciatori non vaccinati? Diversi club stanno pensando a forme di protesta proprio in questo weekend. Intanto tiene banco anche la questione del return to play per i ragazzi al di sotto dei 12 anni. Che cosa deve fare chi è guarito dal Covid e vuole tornare a giocare? Nel caso di attività non agonistica sarà cura e coscienza del genitore informare il medico di base, al quale spetterà la valutazione dell'assenza di controindicazioni all'attività. Non è prevista, in questo caso, la certificazione del return to play e il medico non è tenuto a rilasciare altra certificazione. Non vogliamo essere blasfemi, ma passiamo dalla fede calcistica alla fede religiosa. Perché? Perché a pochi giorni dalla festa della traslazione delle reliquie del santo, quindi ci spostiamo a Padova, la comunità francescana rende noto il movimento spirituale di pellegrini nel corso del 2021. Il Covid ha sicuramente rallentato e frenato ancora i pellegrinaggi, ma cresce in maniera importante, sensibile, potenza dei mezzi di oggi, insomma, la devozione online. Ha continuato a sorreggere e condurre per mano il suo popolo Sant'Antonio, nonostante l'onda lunga della pandemia che ha percorso tutto il 2021. E se il numero di pellegrinaggi è leggermente calato, sono stati 317, con i polacchi primi stranieri per numero di presenze, la devozione è cresciuta a distanza grazie ai social e al sito santantonio.org.
Da pochi mesi rettore, padre Antonio Ramina racconta questa grande vitalità. Credo che però non serva molto per renderci conto di come la vitalità della devozione antoniana sia comunque molto frizzante, vorrei dire, nel senso che appunto esattamente meno sono stati i pellegrini, le presenze che fisicamente si sono portate in basilica, ma la rete di persone che hanno espresso la loro devozione a Sant'Antonio si è mantenuta viva anche attraverso i canali social, attraverso i quali arrivano anche tante intenzioni di preghiere. Nella giornata del 13 giugno, raccontata passo passo in diretta da Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, la pagina Facebook ha raggiunto 1.450.000 persone in tutto il mondo, 70.000 i visitatori solo sul sito 13giugno.santantonio.org. Un santo con cui il contatto è anche fisico, attraverso quel gesto così ricco nella sua straordinaria semplicità della mano posta sulla tomba di Antonio. Alla vigilia di un'importante festa antoniana, il ricordo del ritrovamento della lingua incorrotta del santo 759 anni fa. Il desiderio è quello di vivere un 13 giugno con il sapore della normalità. Speriamo che per il prossimo 13 di giugno si possa rivivere con la processione, così come si possano rivivere in presenza tutti gli incontri, gli eventi legati alla preparazione della festa di Sant'Antonio. C'è chi trova il conforto nella fede e chi anche in telefono amico, solitudine, paura, isolamento sociale. Sono queste le problematiche, il retaggio che ci ha lasciato questa pandemia, questi anni di pandemia. Dunque sempre più persone si rivolgono a strutture proprio come telefono amico per chiedere aiuto. Pronto? Telefono amico? Il telefono nel 2021 ha squillato più di 1000 volte al centro di ascolto di Bassano, 1000 richieste di aiuto, 900 delle quali arrivate da nuovi utenti, persone che in passato non avevano mai sentito la necessità di chiamare telefono amico. Lamentano soprattutto la solitudine, soprattutto con l'avvento del Covid, con le restrizioni, le persone stanno più in casa e le persone sole che vivono da sole si sentono ancora più sole. Problemi esistenziali, problemi relazionali con la famiglia e tanta voglia di comunicare. A chiamare sono in maggioranza uomini, 60%, tra i 36 e i 65 anni, mentre il 18% delle richieste di aiuto è arrivato dalla fascia più giovane, 26-35. Diciamo che è stata un'esplosione di chiamate dall'avvento del Covid, perché le persone fanno fatica a comunicare, comunicano con maggiore diffidenza e poi c'è tanta paura che ha fatto esplodere tutto quello che poi di fondo una persona ha dentro. Telefono amico risponde tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte al numero unico nazionale 02 23 27 23 27. E visto l'elevato numero di richieste di aiuto, c'è bisogno di nuovi volontari. Attualmente a Bassano sono 18, hanno gestito l'anno scorso oltre 400 ore di chiamate. Il 16 febbraio sarà presentato il corso di formazione presso il centro Creta di San Giuseppe di Cassola. Maturità 2022 senza prove scritte. Lo chiedono a gran voce gli studenti. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi proprio le manifestazioni di protesta in piazza, ma sentiamo adesso cosa ne pensano i presidi. Le preoccupazioni dei ragazzi sono da un certo punto di vista legittime e da un altro punto di vista, se andiamo a guardare i dati, eccessive. Così il presidente dell'Associazione Presidi di Vicenza si rivolge agli studenti medi che anche in città hanno protestato per la decisione del ministro di prevedere le prove scritte per la maturità 2022. Preoccupazioni legittime visto il lungo periodo di assenza forzata dalle lezioni in presenza dovute al Covid, ma secondo indiscrezioni sembra proprio che le prove
prove saranno predisposte proprio dai rispettivi docenti di indirizzo che hanno seguito i ragazzi tutto l'anno. Mancherebbe solo l'ufficialità della notizia. E quindi il docente di indirizzo si atterrà assolutamente a quello che effettivamente ha realizzato nel corso dell'anno scolastico. Un ulteriore elemento di tranquillizzazione dei ragazzi può venire dal fatto che se andiamo a guardare quali sono gli esiti sia delle ammissioni sia dei risultati finali, le percentuali negative sono veramente molto molto basse. Sulla prova di italiano si attende la decisione su quali saranno i 7 ambiti che verranno scelti. Prevale però una considerazione di fondo. Scrivere, fare la prova di italiano è un modo di interrogarsi, di riflettere, di coordinare tutte le informazioni ricevute e tutte le competenze acquisite. Non possiamo pensare che all'infinito ci possa soltanto essere una prova orale. Cambiamo completamente argomento, ci spostiamo a Venezia. Perché? Perché i film presentati alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema, appunto, di Venezia fanno incetta di nomination agli Oscar. Pensate, sono ben 29 e il Festival di Venezia si conferma primo fra tutti i festival, surclassando anche Cannes, battendo, diciamo, i francesi 29-9. La 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si conferma trampolino di lancio ideale e privilegiato verso gli Oscar americani. Sono infatti ben 29 le nomination ottenute da 6 dei film presentati in anteprima mondiale lo scorso settembre in Laguna, e tra le candidature una nomination l'ha ottenuta il film italiano È stata la mano di Dio. Il regista napoletano Paolo Sorrentino, già vincitore dell'Oscar americano con La grande bellezza, sogna così il bis con il suo film autobiografico. 29 nomination fanno della Mostra di Venezia il primo festival e confermano il lavoro sontuoso del direttore della mostra Alberto Barbera, che commenta così questo primo verdetto. La nutrita presenza di film dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia tra i nominati per l'Oscar 2022 non può che farci un enorme piacere. Però sono la conferma da un lato della eccellenza della selezione veneziana e dall'altro del fatto che Venezia ormai si conferma come un trampolino di lancio ideale per tutti coloro che sperano di vincere il premio più ambito dell'anno. 12 nomination sono state attribuite a The Power of the Dog di Jane Campion, Leone d'Argento a Venezia, 10 a Dune di Denis Villeneuve, evento attesissimo alla scorsa mostra, 3 per Last Daughter, 2 a Madre Paralelas con Penelope Cruz, vincitrice della Coppa Volpi 2021, una per Spencer di Pablo Ryan, il film su Lady Di, e una È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Leone d'Argento a Venezia. Per la Mostra di Venezia un trionfo che, in quanto a nomination, spodesta Cannes 29-9. Il frutto di un lavoro decennale che sta dando i suoi frutti e che conferma Venezia come un appuntamento ormai imperdibile nel circuito festivaliero internazionale. Quando si parla di Venezia, insomma, si pensa subito all'arte, si pensa subito al cinema, al turismo, ma anche al carnevale. Carnevale, quello di Venezia che si farà, invece ci spostiamo nel Padovano, per l'esattezza a San Giorgio delle Pertiche, perché il carnevale cittadino lì non si farà a malincuore, lo annuncia la Proloco, insomma una decisione che ha rattristito un pochino tutta la comunità. E noi come amministrazione sosteniamo la scelta fatta dalla Proloco, che in un momento così era di fatto impossibile organizzare il carnevale, non tanto dal punto di vista allegorico e artistico, che in qualche modo si sarebbe riusciti a farlo, ma dal punto di vista della gestione della sicurezza. Il carnevale, come sapete, ammassa le persone a bordo delle transenne per guardare il carnevale sangiorgese, che quest'anno sarebbe arrivata alla 42esima edizione, non ci sarà. Ad ufficializzarlo il sindaco Daniele Cannella insieme alla Proloco del comune dell'Alta Padovana.
Un annullamento dovuto chiaramente agli strascichi che l'emergenza sanitaria sta lasciando. Il rammarico è grande, ma si è scelto di non procedere con la storica manifestazione. Ci sarà però la tradizionale lotteria che caratterizza da anni l'evento. Io ricordo quando ero piccolo non vedevo l'ora di andare al Carnevale Sangiorgese e pensare di privare i giovani concittadini di questa opportunità di festa, di questo momento di felicità mi fa davvero male. Ecco, non è una decisione che la Proloco assieme al Comune ha preso a cuore leggero, però abbiamo dovuto guardare in faccia la realtà e poi c'è anche un tema sicuramente di gestione dell'evento, di costi e di situazione pandemica sulla quale non potevamo far finta di nulla, ecco, perché sappiamo che i veri destinatari di questo evento sono i bambini che teniamo a casa un giorno sì, un giorno no dalla scuola per DAD, perché c'è il compagno di classe o il compagno di calcio che è positivo piuttosto che ha avuto un contatto, per cui insomma in questo momento veramente era impossibile. Ci spostiamo adesso a Padova con l'esattezza nel quartiere Arcella, uno dei più anzi il più popoloso insomma, di Padova, per parlare di ecologia, perché sono state presentate 4 nuove aree ecologiche. Ebbene, è stata l'occasione anche per fare un po' il punto della situazione che riguarda la raccolta dei rifiuti e il rispetto dell'ambiente. Presentate le nuove aree ecologiche in via Bettella all'Arcella. Sono 4 e servono i condomini che da un anno sono passati alla raccolta rifiuti porta a porta. Il primo bilancio dopo un anno è in realtà ottimo, perché adesso vi abbiamo mostrato quest'ultima cosa, ma non ci sono grossi altri problemi, forse solo uno da risolvere, c'è praticamente tutto in linea, tutto a posto. E i vari step del porta a porta, ovviamente l'Arcella con 40.000 abitanti pesa, hanno dato la possibilità a Padova di raggiungere quest'anno, in questi mesi, perché seguiamo mensilmente, il 62,5 di raccolta differenziata. Partivamo con questa amministrazione, eravamo sotto il 50, quindi finalmente un buon risultato. Un'operazione costruita insieme ai residenti e in questo caso all'ATE. Quando inizia una gestione diversa, quella della differenziata, ovviamente ci possono essere delle difficoltà iniziali, perché la differenziata è anche un aspetto culturale. All'incontro di oggi presente anche il comitato che si oppone al porta a porta in Arcella, che accusa sindaco e giunta di mancato dialogo con i residenti. Intanto noi non abbiamo avuto nessuna risposta né delle 1.800 firme e tanto meno la vostra presenza. Stanno continuando con questo sistema che ci toglie verde, toglie alberi, toglie spazi propri, aumenta l'inquinamento facendo tantissimi passaggi con questi mezzi che non sono né elettrici né sono comunque di ultima generazione, perché lasciano delle fumate nere che vorrei vedere anche la revisione di questi mezzi, e tutto quanto a spese nostre. La Giunta però rimanda al mittente le critiche, sottolineando come siano stati ascoltati tutti. Allora, queste contestazioni mi lasciano un po' esterrefatta, devo dire la verità, perché la contestazione è: non ci parlate, non ci ricevete. E l'avete visto anche voi, ne abbiamo anche data notizia. Io credo che fra me e il sindaco in questi anni li abbiamo ricevuti personalmente dopo la manifestazione per ore e ore e ore, ci siamo sempre parlati. Dopodiché c'è un disaccordo, ma c'è un disaccordo sul sistema, sul risultato che si vuole raggiungere, ed è giusto parlare con tutti, sia con il comitato che scende in piazza, sia con le altre persone che ti scrivono, sia con la consulta, che con tutti i cittadini. E adesso ci spostiamo a Bassano per vedere insieme le immagini della nuova illuminazione della cinta muraria. Acceso in Viale delle Fosse a Bassano il nuovo impianto di illuminazione a LED per la valorizzazione delle mura della città. Stiamo parlando di un impianto di luce a LED con impianto di luce a LED che consuma anche molto poco, circa 440 watt quando è tutto acceso, sono dimerabili, abbiamo due modalità di accensione, una al 75% nelle prime fasce orarie e di notte la riduciamo al 25% per dare risalto anche forse in modo migliore a quelli che sono, quella che è la morfologia della mura, cioè i sassi e quant'altro, si può apprezzare.
L'opera di illuminazione di questo tratto di cinta muraria, eseguita in collaborazione con la soprintendenza, si inserisce in un più ampio progetto di sistemazione del viale cittadino. Innanzitutto la sistemazione dello scolo delle acque, che crea sempre notevoli problemi, progetto già approvato e di cui partiranno i lavori a giugno. Poi invece è previsto ed è in progettazione esecutiva in questo momento, già approvato dalla sovrintendenza, lo stralcio di sistemazione da via Jacopo da Ponte a Piazzale Trento, con una sistemazione come il lato a nord, cioè si cambiano i marciapiedi in pietra, si cambiano i profili e si fanno la parte di illuminazione delle mura appunto che arrivano fino a Piazzale Trento. E chiudiamo questa edizione di Focus TG con delle immagini spettacolari, meravigliose per gli amanti della natura, degli animali e per gli amanti della libertà, perché un'aquila è stata appunto curata e liberata sull'altopiano. Vediamo. Là dove osano le aquile, siamo a Cogollo del Cengio, sul versante sud-occidentale dell'altopiano dei 7 comuni, ed è qui, su questi monti, che viene liberata una giovane aquila dopo essere stata curata al centro recupero rapaci di Fimon, dove era entrata lo scorso agosto. Pesava poco più di 3 kg, ora raggiunti i 4,5 kg in piena forma e in perfette condizioni, è tornata a volare sui suoi monti, dotata di una trasmittente che consentirà di seguirne gli spostamenti. Nel Vicentino quest'aquila non sarà sola. Girano a un raggio di 6 km dal nido altre 6 coppie che frequentano principalmente il Pasubio, l'Altopiano, la Valsugana ed il Grappa. È davvero tutto per oggi, non mi resta che augurarvi buon pranzo a chi insomma sta mangiando adesso, buon lavoro, buon pomeriggio, buono studio, insomma, una buona giornata a tutti. Io vi do appuntamento a domani, puntuali, sempre alle ore 12 con Focus TG.